Avete pensato a quello che è l'attività che stiamo facendo con gli uomini in questi giorni? Sì o no? Junior lo vedo un po' titubante, è l'allergia. Sono sicuro che sarà un'attività che porterà grande frutto nella vostra vita e in tutta la Chiesa. Amen. Facciamo una preghiera per cominciare questo culto. Io voglio invitare tutti quanti voi in questo momento a dimenticare tutto ciò che è successo nella settimana. So che per tanti sono successe cose belle, ma credo anche che siano successe cose brutte. Questa è la nostra quotidianità. Gesù stesso ha detto: nel mondo avrete tribolazione, ma io ho vinto il mondo. E in questo momento io voglio invitare tutti voi a fissare il vostro sguardo su colui che ha vinto il mondo, affinché la prossima settimana possa essere migliore per tutti quanti noi, sapendo che colui che ha vinto il mondo vive in noi. In questo momento io ti chiedo: chiudi i tuoi occhi e sentiti libero di parlare con il Padre. Siamo qua per rendere oggi onore a Lui, per rendere un culto a Lui, perché sappiamo che tutto ciò che abbiamo viene da Lui, perché sappiamo che tutto ciò che noi possiamo fare è grazie a Lui, e quindi questa sera noi rendiamo grazie a Lui, onorandolo, adorandolo, cantandogli inni e celebrando il suo santo nome. Preghiamo insieme. Signore Gesù, siamo qua, Signore, questa sera per celebrarti, Signore, per adorarti, per offrire a te un sacrificio, Signore, che è la nostra adorazione. Vogliamo fare un'adorazione questa sera, Padre, non solo con la nostra bocca, non solo con le nostre mani, ma vogliamo farla soprattutto con il nostro cuore. Vogliamo, Signore, che il nostro meglio possa arrivare a te questa sera, Dio. E io ti chiedo: accetta questa adorazione, Signore. Fai in modo che diventi un profumo, Signore, lassù dove tu vivi, Signore, sul tuo trono di giustizia. Che la nostra adorazione questa sera possa renderti grazia, Signore, possa renderti onore. Io ti prego, Signore, di mandare le tue migliori benedizioni questa sera in questo tempio, di mandare, Signore, i tuoi angeli in questa chiesa, affinché, Signore, il culto di questa sera possa essere un culto glorioso per te, Signore. Un culto che verrà da noi, un culto in cui l'olio scenderà da noi, ma arriverà a te. E quello che ti chiediamo, Padre, è che la tua gloria possa spargersi su questa casa. Ti chiediamo, Signore, che la tua gloria possa inondare questo tempio. Io ti chiedo, Signore, di mettere la tua mano sul gruppo di lode questa sera, che ogni lode, Signore, che verrà cantata, che ogni strumento che verrà suonato possa essere fatto con un cuore dedicato a te, e che possa guidare tutta la Chiesa ad adorarti con un cuore puro, con un cuore pieno di gioia, pieno di amore verso di te. Padre, nel nome di Gesù io ti chiedo che ogni preghiera, Signore, io ti chiedo che ogni parola che da questo pulpito oggi arriverà agli orecchi dei tuoi figli possa essere una parola guidata da te, possa essere una preghiera ispirata da te. Dio, che questo culto possa essere un culto glorioso, possa essere un culto grandioso, perché tu ne sei degno, Dio, e noi siamo qua per darti il nostro meglio, e ti chiediamo: manda la tua gloria su di noi. Nel nome di Gesù, Padre, manda la tua gloria su di noi. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Io vedo la Chiesa molto tranquilla, quindi in questo momento noi canteremo una canzone di gioia, di allegria, perché tu ti muova, perché tu balli, perché tu innalzi al Signore, perché tu saluti il tuo fratello, amen? Adoriamo il Signore, esci dal tuo posto, saluta il tuo fratello, gioisci, vedo persone, facce nuove. Quindi vai a salutare, vai a conoscere queste persone. Dio è qui, questo noi siamo sicuri, amen? Saremo smossi, chi ci fermerà? Gesù, tu sei qui. Portando i nostri pesi ci ha dato libertà. Lui quel giorno ha vinto, sì ha vinto già. Non saremo smossi, chi
per noi combatte e crolla ogni fortezza. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù, la Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù, la Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù, la Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù, la Chiesa griderà, griderà. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me, sono libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Amen. Io volevo invitarti a cantare quella parte finale che dici, metti per me, Fabio, Dio per noi combatte. Aquela partezinha finale. Ok? Io volevo invitare la Chiesa a cantare con la sua voce. Noi non canteremo, voi canterete e dichiarerete sulla questa Chiesa e sulla tua vita. Amen? 1, 2, 3 e... Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. Solo le voci? La Chiesa griderà. Solo le voci? Dio per noi combatte, Crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. la Chiesa Griderà, più forte. Dio per noi combatte, Crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Morirò, dichiarerò e dichiarerò che vivi in me, Guarito sono nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, dichiarerò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù. alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Tu puoi dire così, io sono guarito. Tu puoi dire io sono guarito. Più forte, dichiari questo, io sono guarito. Io sono stato salvato nel nome di Gesù.
Amém? Nós siamo liberi, siamo più che vincitori. Lui ci ha comprato e ci ha guarito da ogni nostra schiavitù, ti ha liberati da ogni nostra schiavitù, e per questo noi dichiariamo che noi siamo liberi nel nome di Gesù. Amém? Adesso noi canteremo una canzone che dice che ruggisca il leone, amém? Io voglio che tu alzi la tua voce e dici che la terra trema ad ascoltare la voce del tuo creatore. La terra treme ad ascoltare la paura, il nemico che ci mette paura, tremi ad ascoltare la voce del tuo Dio. Non c'è niente che possa rimanere in piedi quando gli leoni della tribù di Giuda ruggisce. Lui è seduto sul trono. Lui ha cambiato la tua vita. Lui ti ha dato un nuovo inizio. Lui ti ha dato una nuova storia. Sopra il trono di giustizia, in eterno regnerai re. Tornerà per governare le nazioni in amore, che rudisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù, che rudisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Trono di giustizia, in eterno regnerà il Re. Lui ritornerà per governare le nazioni di amore, che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù, che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù, che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù, che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Santo Spirito, Santo Spirito. Sei figlio di Dio, l'uomo è più importante, egli ama la giustizia e odia l'iniquità. Puoi dichiarare questo? Lui è il figlio di Dio, l'uomo più importante, egli ama la giustizia e odia l'iniquità. Lui è il figlio di Dio, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia l'iniquità. Lui è il figlio di Dio, l'uomo
apra il cielo su questa chiesa. Noi dichiareremo che si apre il cielo su questa chiesa. Che si apre il cielo, venga il tuo regno. Noi crediamo in te, grande Dio. Che si apre il cielo, venga il tuo regno. Noi crediamo in te, grande Dio. Che si apre il cielo, venga il tuo regno. Noi crediamo in te, grande Dio. Che si apra il cielo, venga il tuo regno. Noi crediamo in te, grande Dio. Che il cielo si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Padre, in nome di Gesù, Signore, noi preghiamo per questa nazione, Signore. Noi preghiamo per questa città, Signore. Noi preghiamo per questa nazione, Padre, che i cieli chiusi si aprono. Che i cieli chiusi si aprono. Signore, che abbia, Signore, spazio in questo cielo, Padre, per la tua presenza. Padre, che l'evangelismo di oggi, Signore, generi frutti, Signore, su questa città. Che si apra il cielo, Signore, che il tuo regno venga in questa città, che il tuo regno venga in questa nazione. Noi crediamo in te, sei il nostro Dio, perché la nostra speranza è in te. E il cielo sarà si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo sera si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Noi dichiariamo il nome di Dio per questa città. Che il cielo sera si apra, che venga il tuo regno, Signore. Il dopo. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo sera si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Applaudo in nome del Signore. Alleluia. Tu sei degno, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Grazie, Signore, per la tua presenza. Grazie perché tu sei qui. Noi dichiariamo cieli aperti su questa chiesa, Signore. Noi dichiariamo cuori aperti, Signore. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi un attimo? Io vi do gli avvisi in questo momento. Alleluia. Amém?
Aleluia. Glória a Deus, glória, Signore. Tua presença è qui, Padre. Alleluia. In questo momento vorrei dare qualche avviso. Mercoledì abbiamo la nostra preghiera alle 18h30. Vi invito tutti a venire perché è una benedizione. In mezzo alla settimana pregare, in mezzo alla settimana mettersi na presenza del Signore, in mezzo alla settimana fare la rinuncia di uscire da tua casa e venire qua. È una carica di in più. Per questo noi abbiamo messo il nome del nostro culto Ricarica. Prima ancora noi facciamo una preghiera perché noi possiamo essere ancora più carichi nella presenza del Signore. E quindi alle 18h30 mercoledì, se tu hai voglia di pregare, se tu hai voglia di metterti insieme a questa chiesa a pregare, vieni a pregare alle 18h30, preghiera di mercoledì. Dopo racconto quello che è successo in questa preghiera, che è stato qualcosa di straordinario veramente. Dopo abbiamo il nostro culto Ricarica alle ore 20, dopo il ritrovo degli uomini alle 20 nella zona lago. Quindi chi è della zona lago? Chi è della zona lago qua? Il ritrovo degli uomini. Quindi chi sarà della zona lago? John è della zona lago. Non mancate giovedì alle 20 nella zona lago. Non so dove sarà l'incontro ancora, ma sarà lì. C'è il nostro fratello Alberto. Dov'è il nostro fratello Alberto? Io l'ho visto prima, però no. Alberto? Ah, ok. Ma anche Alberto sarà una benedizione. Poi c'è. Allora, venerdì comincia il nostro. C'è un altro che ho mandato, che c'era tutti gli orari, mandato sul gruppo della regia, non so se ce l'hai lì. Il 27, 28 e 29. Io lo so che me lo diciate? No? Me lo dite? Un fine settimana è troppo impegnativo, però è un fine settimana solo, quindi vorrei chiedere alla Chiesa di partecipare a questo fine settimana, perché sarà un fine settimana benedetto, perché è un fine settimana di un nuovo inizio di Dio, un fine settimana è Dio che ha mandato, è Dio che farà qualcosa di straordinario, è Dio che userà questa donna, è una psicologa evangelica che viene per ministrare in questa Chiesa. Il 27 alle ore 19h30 faremo un incontro per operai e leaders. Quindi operai e leaders non possono mancare. Su venerdì solo operai e leaders alle 19h30. E la Gabi che tradurrà per la Sonia riposare. Poi il 28 alla sera, no, e poi al sabato ore 16 ci saranno i giovani. Dopo parleremo della traduzione, perché ci sarà tanto tempo, e quindi vedremo come faremo con questo. Un giorno la Sonia traduce per i giovani e la Gabi traduce per i leaders, quindi così facciamo un'organizzazione migliore. Il 28 alle ore 16 avremo un incontro solo con i giovani, nessun altro, solo con i giovani, i nostri giovani. Lei parlerà un tema specifico per ogni gruppo, per ogni persona. E poi alla sera, alle ore 19, noi cominceremo il nostro culto alle ore 19, sabato prossimo. Quindi saranno poche lodi e tanta amministrazione. Forse tu dici, sto bene, non c'ho bisogno, ma tu in questo tempo, in questi 2 anni di pandemia, è successo così tante cose, che tu conoscerai sicuramente una persona che abita vicino a te, se conoscerai una persona che abita nel tuo lavoro. Tu a volte ci sono delle cose che le persone non riconoscono, ci sono crisi di ansietà che le persone non riconoscono, sono crisi di attacchi di panico, sono depressioni che le persone non riconoscono che cos'è, e quindi tutto questo sarà spiegato e sarà un incontro per la famiglia. Questo sabato sera alle ore 19 faremo un incontro più lungo che sarà dalle 7 fino alle 10 per tutta la famiglia. E poi il 29 maggio alle ore 10, dove sono i teens? Alza la mano. Fai così? Ok, lei ha detto che vieni. Anche Alex, anche il tuo amico, invita già Alex, il tuo amico, a venerdì alle ore
domenica alle ore 10 ci sarà l'incontro dei teens, sempre con questa psicologa. Poi a mezzogiorno ci sarà un pranzo qua, noi organizzeremo qualcosa, perché le mamme che vengono a portare i figli, le mamme che vengono a portare i figli, la Luciana che verrà con su Luan, staranno qua e mangeremo insieme, e poi alle ore 15 faremo con le donne. Questo è un fine settimana che ci sarà un fine settimana che noi dobbiamo rinunciare a qualcosa per guadagnare qualcosa. E quindi in questo tempo noi abbiamo bisogno di questo, vero? Noi abbiamo bisogno di rinunciare a volte il nostro tempo, di rinunciare a tante... un fine settimana al lago forse, ma che questo genererà tanto frutto nella tua casa e nella tua famiglia. Io sono sicuro di questo, sono sicuro, perché è stato qualcosa di straordinario che il Signore... Io prima ho fatto i banner senza la sua foto, e nei giorni seguenti lei mi aveva detto: io vado in Italia. Io non sapevo che lei veniva in Italia. Dio mi ha dato, io ho fatto il banner, ho fatto vedere a Enrico, e il giorno seguente lei mi ha detto: guarda che io arriverò in Italia a maggio, e dopo io ho messo il suo nome, ma Dio sapeva già, e quindi è un piano di Dio, è qualcosa che Dio ha preparato per noi. Quindi tu sei invitato a partecipare. C'è qualcos'altro? Amen? Voglio invitare la Chiesa che martedì alle 6 di mattina, chi si sveglia presto qua? Alle 6 di mattina noi cominceremo una campagna, un proposito di preghiera su Zoom. E questo proposito è già stato dato mercoledì nella nostra preghiera. È stato un sogno che Dio mi ha dato, io ho raccontato alle sorelle, e in questo sogno io non sapevo che cos'era, io non ci riuscivo a dare la interpretazione. E poi la Marinei, subito dopo, quando ho finito di raccontare il sogno, la Marinei ha detto: guarda, che è successo questo con me, non so perché, qualcosa di molto strano, e era veramente ciò che Dio stava dicendo a me di fare. Quindi è un proposito che noi entreremo in proposito, sai per chi? Per le persone che sono fuori. Tu conosci quante persone che seguiva Gesù, che stava nella presenza di Gesù e oggi non sta più? Quante persone tu conosci? Quante persone che sono deviate dal cammino, quante persone non sono più nel proposito di Dio che Dio ha scritto per loro? Tutti noi conosciamo. Io conosco tantissime persone che sono lontane dai piedi di Gesù. Ma noi non pregheremo perché queste persone vengano qua. Noi non pregheremo perché noi siamo creati, noi come Chiesa, per svuotare l'inferno. Nós siamo svuotare l'inferno. E svuotare l'inferno non è portare tutti qua dentro, ma portare che ogni di questa persona si trovi il suo luogo. Forse tu conosci una persona che è là in Brasile, tu pregherai anche per questa persona, perché è un tempo che noi dobbiamo posizionarci per le persone in cui noi conosciamo e che non ci riescono a combattere, non ci riescono a tornare a Cristo da soli. E quindi noi ci metteremo in preghiera, noi ci metteremo in guerra, noi ci metteremo in posizione, perché un guerriero seduto nel culto di sabato è molto facile, ma il Signore ci chiama per alzare e per combattere nel suo nome. E l'arma più forte che noi abbiamo è la preghiera. L'arma più forte che noi abbiamo è la preghiera. E quindi io ti invito da martedì alle ore 6 di mattina noi inviaremo il link nel Zoom e tu sei invitato ad entrare e a pregare. Tu fai la tua lista nella tua casa delle persone che tu conosci. Può essere in Giappone, può essere in qualsiasi luogo del mondo. Tu fai questa lista e noi pregheremo insieme per questo proposito, e io credo che noi svuoteremo l'inferno. Io credo in questo. È per questo che Dio ci chiama, per posizionarsi. Se non siamo noi che ci posizioniamo alla presenza di Dio per questa persona, è difficile che loro ci riescano a camminare da soli. Noi che siamo qua dentro cerchiamo la presenza di Dio, cerchiamo Dio tutti i giorni, leggiamo la Bibbia, preghiamo. Tante delle volte ci troviamo in situazioni senza forze, è vero? Tante delle volte ci troviamo in situazioni senza forze,
E per questo Dio ci chiama a posizionarci per questa persona, perché loro non hanno forza in questo momento e noi combatteremo per questa persona. Non siamo chiamati a riempire questa chiesa, ma a svuotare l'inferno. Quindi noi svuoteremo l'inferno, non importa in che chiesa loro andranno, ma loro che noi preghiamo perché loro escano di questa situazione. In nome di Gesù. Tu puoi dire amen? Amen? Alzati in piedi in questo momento. Noi pregheremo per la nostra decima e per l'offerta. Se tu hai portato la tua decima e la tua offerta, porta alla casa del Signore. Noi abbiamo un piano di fare questo tetto il più veloce possibile, quindi il tuo aiuto nell'opera di Dio è necessario, perché voi sapete che noi non guadagniamo niente dai Brasile, non arriva niente da nessun luogo. Questa chiesa si sostiene da sola. Gloria a Dio per la vita di ognuno di voi, gloria a Dio, perché grande cosa. 2 anni fa questo qua era un capannone per camion e oggi c'è una forma, e gloria a Dio per questo, perché il Signore prospera questa casa, e in nome di Gesù Dio prospera la tua casa, la tua famiglia, perché quando noi seminiamo nell'opera del Signore, Dio semina nella nostra vita, quando noi seminiamo con gioia e con allegria. E quindi in questo momento voglio pregare per il tuo cuore, per la tua vita, perché tu possa seminare con gioia, con allegria, con felicità, sapendo che quest'opera, che non siamo noi pastori, dipendiamo da voi, ma quest'opera dipende da voi. Amen? Preghiamo insieme. Padre, in nome di Gesù, Signore. Signore, questa è la tua casa, questi sono, Signore, il tuo popolo, Signore. Questa, Signore, è la tua chiesa, Padre. E in questo momento, Signore, ti prego, Signore, di benedire ogni vita, Signore, che porterà alla tua casa, Signore, le decime e le offerte, Signore. Ogni vita, Signore, che porterà la sua adorazione, Pai, con gioia, Signore. Con gioia alla tua casa, Signore. Signore, io prego per ogni cuore, Signore, che il Signore possa parlare e visitare e, Signore, ministrare in cuore. Signore, non sia per forza, Signore, non sia, Signore, perché sto dicendo io, Signore, ma per l'amore che loro hanno per quest'opera, Signore. Signore, noi sappiamo che il Signore è il dono dell'oro e della prata, Signore, ma, Signore, tu vuoi vedere un cuore disponibile a donare, Signore. E questo che noi vogliamo essere, Signore, persone con cuori disponibili a donare per te, Signore. Ti ringraziamo per la tua presenza qui, Signore. Signore, ti ringraziamo, Signore, per la tua bontà, ti ringraziamo per la tua misericordia, Signore. Benedici questa chiesa, Signore. Benedici, Signore, prospera la tua chiesa, benedici, Signore, ogni casa, ogni famiglia, Signore, porta gioia, allegria e speranza, Signore, in nome di Gesù, Padre, in nome di Gesù. È tempo della tua chiesa adorarti, Signore, con le decime offerte in questo momento, Signore. Ricevi questa adorazione, Padre, in nome di Gesù. Amen, amen, amen. Sulle acque dove i miei piedi non possono restare, e lì ti incontro in un mistero in mezzo al mare, confiderò. Soltanto in te confiderò, perché sei Dio e sono tua. Tu mi chiami sulle acque dove i miei piedi non possono restare, e lì ti incontro in un mistero in mezzo al mare, confiderò.
canzone. Questa canzone parla di risolvere i nostri problemi. Quando tu avrai un problema, quando tu avrai paura, quando sarai perso nel buio, al tuo nome io canterò. Quando le onde saranno alte, io oltre le onde guarderò, perché io di te mi fido. E quindi lasciamoci guidare in questo momento da Gesù. Se tu sei al buio, sei perso nei tuoi pensieri, se la paura ti consume, se la tristezza si è impadronita di te, lascia che la luce del mondo, lascia che la luce che c'è qua oggi brigli e risplenda, e che vada via tutta l'insicurezza, tutta la paura, tutto ciò che non viene da Dio. Alleluia. Puoi dichiarare: guidami. Guidami, perché di te io mi fido. Sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Guidami, perché di te io mi fido. Sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Guidami, perché di te io mi fido. Sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada. Io voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. E al tuo nome chiamerò, oltre le onde guarderò. Se crescerò, soltanto in te confiderò, perché sei qui e solo Amen. Gloria a Dio, perché come abbiamo chiesto all'inizio del culto, Lui si sta già presentando in mezzo a noi con le sue lodi, si sta già presentando in mezzo a noi con la sua gloria. In questo momento abbiamo un compito molto speciale, che è quello di presentare a Dio un suo piccolo figlio. Io vorrei invitare Andrea con tutta la sua famiglia.
Amen. Leggerò un passo della Bibbia che si trova in Luca, al capitolo 2, dal versetto 21 in avanti, che dice così. Quando furono compiuti gli 8 giorni in capo ai quali egli doveva essere circonciso, gli fu posto il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo le leggi di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come sapete, noi non abbiamo l'usanza, l'abitudine di battezzare i bambini appena nati. Noi sappiamo e crediamo che il battesimo sia un evento nella vita di una persona molto più profondo, qualcosa che una persona deve saper discernere con la propria coscienza e decidere in totale sicurezza se vuole battezzarsi oppure no. Ciò che però noi facciamo è quello di presentare i bambini al Signore, come è stato fatto per Gesù 8 giorni dopo la sua nascita. E oggi Andrea e Tiziana hanno deciso di presentare Kilian al Signore. Io vorrei invitare tutta la Chiesa a stendere le vostre mani verso di Lui per benedire la sua vita, ma non solo verso di Lui, anche verso tutta la sua famiglia, affinché Dio possa concedervi la grazia di creare questo bambino secondo i suoi principi. Nella lettera ai Colossesi Paolo dice: non irritate i vostri figli affinché non si scoraggino. Quello che noi come padri dobbiamo fare è quello di creare dei figli che non siano per forza dei buoni figli, ma che siano dei buoni padri. Questo è quello che siamo chiamati a fare, creare dei figli che siano dei buoni padri. Non facciamo scoraggiare i nostri figli, ma diamogli un insegnamento che li faccia diventare persone capaci di gestire e governare la propria vita anche a rispetto delle persone intorno a loro. Che Dio dia questa capacità a voi come loro genitori, a Thomas come suo fratello maggiore, e che riempia questo bambino delle migliori benedizioni che abbia. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, in questo momento, Signore, vogliamo presentare a te Kilian, questo tuo piccolo figlio, Signore, che oggi è qua davanti a te. Ti chiediamo, Signore, di farlo crescere in grazia, di farlo crescere in saggezza, di farlo crescere in statura, Signore, come facesti anche con tuo figlio Gesù, di preservarlo, Signore, da ogni male e di concedergli, Signore, molte delle tue migliori benedizioni, affinché, Signore, nella sua crescita lui possa essere un buon figlio e poi un buon padre. Nel nome di Gesù io ti chiedo di benedire anche tutta la sua famiglia. Dagli, Signore, la grazia, Signore, il discernimento di guidare questo bambino nei tuoi cammini, affinché anche da grande non se ne svii. Nel nome di Gesù benedici Kilian e tutta questa famiglia. Amen. Amen. Vi invito a restare all'impiedi, perché questa canzone è una canzone di adorazione ed è tratta dal Salmo 58, versetto 11, che dice che il Signore ti guiderà sempre e sazierà la tua anima e sarai come una sorgente di acqua viva, la cui sorgente non mancherà di acqua. Dì alla persona che è a fianco a te: tu sei una sorgente di acqua e la tua acqua non deve mai mancare. Amen. Quindi sentiti libero di adorare ancora nella presenza del Signore con questa canzone. Amen. Signore, sono qui per adorare te, in tua presenza desidero star. Io so che nulla sono
adorare te, rinnovami. Alleluia. Io ti farò come un giardino mio, bagnato e curato per il mio spirito. Mi muoverò, sorgente di amor che nasce dentro te e porta vita. Ti rinnoverò per adorarmi. Io ti farò come un giardino mio, bagnato e curato per il mio spirito. Mi muoverò, sorgente di amor che nasce dentro te e porta vita. Ti rinnoverò per adorarmi, per adorarmi. Insieme. Io ti farò come un giardino tuo, bagnato e curato. Alleluia. Mi muoverò, sorgente di amor che nasce dentro me e porta vita. Dice il Signore, ti rinnoverò. Insieme. Per adorare te, per adorare te, per adorare te, per adorare te, Gesù. Alleluia, grazie Gesù. Voglio dichiarare su questa chiesa sorgenti di acqua viva nel nome tuo. Amen. Amen. Potete sedervi. Posso avere un goccio d'acqua per piacere? Prima di passare alla parola, volevo fare la presentazione dei visitanti di questa sera. Allora, oggi sono con noi Ira Sema, giusto? Che però è già venuta più volte, vero? Ti abbiamo già visto, di là. Allora ho una buona memoria io. Però mi ricordavo il tuo volto. Benvenuta Ira Sema. Insieme a lei c'è Vito, amico del nostro fratello Fabiano, benvenuto. E Robinson Antonio, che ci ha trovato su Facebook, giusto? Tu capisci l'italiano? Sì? Ok. Perfetto. Va bene. Amen. Ira Sema, Vita e Robinson Antonio. Che cosa può dire la Chiesa? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Questa è la casa del Signore, qua siete
sempre, sempre benvenuti, e il nostro desiderio è quello che possiate uscire di qua con un po' di questo spirito di cui stiamo parlando, al quale stiamo cantando e che si sta muovendo qua in mezzo a noi. Voglio invitarti a aprire la tua Bibbia in Genesi. Genesi capitolo 22. Genesi 22, avete trovato? Leggerò dal versetto 1 al 2, dopo saltiamo al 9 se non sbaglio. Amen, dice così: dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e vai nel paese di Moria, e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Versetto 9. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto, e Abramo costruì l'altare, sistemò la legna, legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per sgozzare suo figlio. Ma l'angelo dell'Eterno gridò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Ed egli rispose: eccomi. E l'angelo: non mettere la mano addosso al ragazzo e non fargli alcun male, poiché ora so che tu temi Dio, perché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Allora Abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro di sé un montone impigliato per le corde in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offrì in olocausto al posto di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo Yahweh Ireh. Per questo si dice oggi: al monte dell'Eterno sarà provveduto. L'angelo dell'Eterno chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: io giuro per me stesso, dice l'Eterno, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare, e la tua progenie dominerà la porta dei suoi nemici. Amen. Fino a qua. Signore Gesù, in questo momento staremo ascoltando la tua parola. Io ti chiedo, Signore, che tutto ciò che verrà detto possa venire da te, Signore, che possa riempire i nostri cuori. Io ti chiedo, Signore, di darci orecchie sensibili a ciò che tu vorrai dirci questa sera, a ciò che tu vorrai insegnarci questa sera. Per quanto una parola possa essere sia di benedizione come di correzione, noi sappiamo, Signore, che tutto ciò che tu hai per noi coopera per il nostro bene. Per questo, Dio, io ti chiedo: prendi la libertà di agire in noi, di modellarci come tu ci vuoi questa sera, nel nome di Gesù. Amen. Amen. So che abbiamo tutti tanti pensieri per la testa, ma in questo momento concentriamoci su ciò che lo Spirito ci vuole dire. Appena finirà la predica, faremo una preghiera, faremo gli auguri a chi ha compiuto gli anni. Finiremo il culto, dopo mangeremo degli ottimi stroganofi di pollo, veramente quelli di Capodanno. Non so se ve li ricordate, per chi c'era a Capodanno. Etto aveva elogiato quegli stroganofi per mesi. Eccoli lì, sono gli stessi. Quindi, ma non pensarci. So che adesso che te l'ho detto ci penserai, ma non pensarci. Fabio, non pensare al Sassuolo, tanto il Milan perderà. Concentrati su ciò che Dio vuole parlarci questa sera. Amen. Amen. Quello che abbiamo letto è una storia abbastanza conosciuta, la storia di Abramo che è chiamato da Dio a sacrificare suo figlio Isacco. È una storia che probabilmente avrete già sentito in prediche, in storie, in racconti. È una storia abbastanza conosciuta, ma ciò che è interessante di questa storia
è ciò che è avvenuto prima. Perché noi vediamo qua che Dio dice ad Abramo: vai e sacrifica tuo figlio, e dopo invece Dio propizia un montone al posto del figlio, e ok, ma ciò che è avvenuto prima di questo è la cosa che rende questa storia interessante, perché fin dal primo momento che noi vediamo Abramo all'interno della Bibbia lo vediamo chiamato da Dio, e quando Dio chiama Abramo all'inizio gli fa subito una promessa, gli dice: Abramo, esci dalla terra dei tuoi padri, esci di lì e vai nella terra che io ti mostrerò, perché io voglio renderti una grande nazione, io voglio renderti padre di moltitudini, io voglio renderti padre di un popolo che non si può contare, numeroso come le stelle del cielo, come la sabbia del mare. Quindi vai, esci, che io ti prometto che ti farò questo. La prima volta che Dio ha chiamato Abramo già gli aveva detto tutto questo, e poi nei capitoli successivi vediamo Dio più volte ripetere questa stessa promessa ad Abramo: io ti renderò padre di moltitudini, io ti renderò padre di nazioni, la tua discendenza sarà come le stelle del cielo, sarà come la sabbia del mare. Il primo ostacolo che Abramo ha trovato in questa promessa è che la moglie di Abramo era sterile, non poteva avere figli. E quindi Abramo e sua moglie Sara si sono messi d'accordo affinché Abramo avesse un figlio con la sua schiava Agar, e ebbe questo figlio, ma Dio aveva una promessa ben specifica per Abramo. Il figlio della promessa sarebbe stato Isacco, sarebbe stato il figlio che avrebbe avuto da sua moglie, da Sara. E quindi la storia va avanti, Dio tocca miracolosamente il ventre di Sara e Abramo riesce ad avere un figlio con Sara, e questo figlio si chiama Isacco. Sembra che finalmente questa promessa che Dio ha fatto ad Abramo si possa realizzare, si possa compiere. Isacco è nato, Abramo potrà finalmente diventare padre di questa moltitudine, ma all'improvviso Dio ferma Abramo e dice: adesso prendi questo figlio della promessa, questo figlio che dovrebbe darti questa discendenza infinita, e uccidilo, sacrificalo per me. E questo sicuramente è una cosa che ha lasciato Abramo un po' di stucco, no? Finalmente la sua promessa poteva essere realizzata, ma Dio mette un ostacolo davanti a questa promessa. Eppure noi vediamo che quando Abramo sta per sacrificare Isacco, Dio propizia questo montone, no? Perché il nostro Dio è Yahweh Yireh, come c'è scritto qua, ovvero il Dio che provvede. Il Dio è il Dio che provvede, quindi Dio propizia questo montone. Abramo non deve sacrificare Isacco, ma la cosa più interessante di tutto è quello che avviene dopo di questo, ovvero dopo che Dio ha salvato Isacco, ha detto ad Abramo: non stendere la tua mano, non ucciderlo, ha propiziato il montone, Abramo ha sacrificato il montone al posto di suo figlio. Dio parla ancora una volta con Abramo e gli dice così: io giuro per me stesso, dice l'Eterno, che siccome tu hai fatto questo e non hai rifiutato il tuo figlio unico tuo, io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo, come la sabbia del mare. E questa cosa mi ha fatto pensare, perché noi sappiamo che quando Dio promette una cosa, quella cosa deve compiersi. Dio non è uomo da poter mentire, c'è scritto. Dio non sbaglia mai. Dio è onnisciente, Dio è onnipresente, Dio è onnipotente. Eppure qua c'è scritto un'altra cosa. Qua c'è scritto che siccome tu non hai rifiutato di sacrificare Isacco per me, io compierò la promessa. Ovvero, se Abramo non avesse sacrificato Isacco, Dio non avrebbe compiuto la promessa. E questo mi ha fatto capire una cosa: che Dio ci fa promesse e Dio compie quelle promesse. Ma affinché Dio compia quelle promesse c'è un qualcosa che deve venire da parte nostra, e quel qualcosa è una parolina che a noi dà tanto fastidio tante volte, che è sottomissione. Se noi vogliamo che Dio compia le promesse che ha fatto nella nostra vita, noi dobbiamo sottometterci a Dio. Chiedi alla persona di fianco a te: tu hai promesse di Dio nella tua vita? Allora sottomettiti a Dio.
diglielo, allora sottomettiti a Dio. Non aver paura di dire questa brutta parola alla persona di fianco a te, questa parola che non ci piace assolutamente, ma che è una parola che è essenziale, vitale per tutti noi cristiani. Sottomissione. Noi dobbiamo sottometterci a Dio affinché Dio possa compiere le sue promesse nella nostra vita. E qual è il modo, quali sono i modi o alcuni dei modi per dichiarare a Dio questa nostra sottomissione a Lui? Perché noi che siamo cristiani diciamo sì, io mi sottometto a Dio, anche se è una parola molto brutta, sottomissione. Io lo so che Dio è onnipotente, quindi mai potrei combattere contro Dio, no? Ma in che modo noi possiamo dichiarare questa nostra sottomissione a Dio? Un modo attraverso il quale noi possiamo dichiarare la nostra sottomissione a Dio è la preghiera. La preghiera è il primo modo attraverso il quale noi possiamo dichiarare a Dio che siamo sottomessi a Lui. Per il semplice fatto che quando noi preghiamo, noi stiamo dicendo: Dio, Padre, io senza di te non posso. Quella cosa lì, io senza di te non lo otterrò. Quel risultato lì, io senza di te non ce la farò. La prima cosa che noi possiamo fare per dichiarare la nostra sottomissione a Dio è pregare, perché quando noi preghiamo Dio diventa il centro e noi ci facciamo un po' più piccoli, noi ci sottomettiamo davanti alla potenza di Dio. Quando in Matteo 6 gli apostoli chiedono a Gesù: Maestro, insegnaci a pregare, e Gesù dice quella preghiera che noi tutti oggi conosciamo come la preghiera del Padre nostro. E in mezzo a quella preghiera a un certo punto Gesù dice così: Padre, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Cos'è il pane quotidiano per noi cristiani? La parola di Dio. La parola di Dio è il nostro pane quotidiano. E perché solamente Dio ci può dare questa parola? Perché, come disse Pietro quel giorno a Gesù: dove andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna. Quindi quella cosa, quella parola, quel pane quotidiano, soltanto Dio ce lo poteva dare, soltanto Dio ce lo può dare. Per questo noi ci sottomettiamo a Lui e diciamo: soltanto tu puoi darci questo, soltanto tu hai parole di vita eterna per la mia vita, soltanto tu. Questa è sottomissione, dire a Dio: soltanto tu. Io non posso senza di te, solo con te io posso. Questa è sottomissione. Quello che tutti noi cristiani dobbiamo capire, dobbiamo fare come nostro mantra, dobbiamo avere intrinseco dentro di sé, dobbiamo comprendere, dobbiamo vivere, dobbiamo assorbire. È quel versetto che dice: non per forza né per potenza, ma per lo Spirito di Dio. Perché se noi viviamo veramente questo, sappiamo che non c'è nulla che noi possiamo fare senza lo Spirito di Dio. Non c'è nulla che noi possiamo avere senza lo Spirito di Dio. Noi dobbiamo vivere questo per dire: Dio, io mi sottometto a te, perché so che qualsiasi mio piano, so che qualsiasi mio progetto, so che qualunque cosa che io voglio fare senza di te non riuscirà. Senza il tuo Spirito non riuscirà. Questo è il principio, è la base di tutto nella vita cristiana. È il principio anche la base della salvezza. In Giovanni 14 Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Io sono la via, la verità e la vita. C'è solo una via, quella che poi Gesù prosegue dicendo: nessuno può andare al Padre se non per mezzo di me. Ovvero l'unica via che ci può portare al Padre è Gesù. Io sono la verità. C'è solo una verità. In Giovanni 17 c'è scritto: Padre, santificali nella verità. La tua parola è verità. Ma cos'è la parola di Dio? In Giovanni al capitolo 1 c'è scritto che la parola, ovvero il verbo, è Gesù. In principio era il verbo, in principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Gesù è la parola e quindi Gesù è la verità. Gesù è la via. Gesù è la verità e infine Gesù è la vita. Sempre in Giovanni al capitolo 11 versetto 25, quando Gesù va a risuscitare Lazzaro, Gesù dice: io sono la risurrezione e la vita, la via, la verità e la vita.
Gesù è tutto questo. Lascia che ti dica un segreto: non sei tu tutto questo. Tu non sei la via, tu non sei la verità, tu non sei la vita. Gesù è la via, Gesù è la verità, Gesù è la vita. Una cosa che tutti quanti noi cristiani dobbiamo vivere, dobbiamo capire, è che noi dobbiamo togliere il fuoco, lo zoom della nostra vita da noi stessi. Dobbiamo togliere lo zoom della nostra vita da noi stessi. Noi viviamo centrati su noi. Noi dobbiamo vivere centrati su Gesù. Noi dobbiamo vivere centrati su Gesù. Perché se tu vivi centrato su te stesso, penserai che per la tua forza e per la tua potenza tu potrai. Ma non è per forza, non è per potenza, è per lo Spirito di Dio. Se tu vivi centrato su te stesso, tu penserai che tu sei la via per il tuo successo, che la tua verità è quella giusta, che tu sei colui che può darti vita da solo. Ma c'è una via, una verità, una vita, e è Gesù. Noi dobbiamo imparare a togliere il nostro fuoco da noi stessi, e se noi vediamo ciò che il mondo cerca di fare da un bel po' di tempo, è quello di opporsi a questo. E io mi ricordo una predica di Giordano ancora quando eravamo in via Tolomeo, che proprio ha predicato su questo, e diceva che Giordano diceva, come io volevo dire oggi, copiando la predica di Giordano, che il mondo ti dice sii forte, che il mondo ti dice tu ce la puoi fare, che il mondo ti dice tu sei il migliore, che il mondo ti dice se ti impegni tu ce la farai. Questo è quello che il mondo cerca di farti credere. Eppure Gesù ti dice tutt'altro. Ti dice tu da solo non ce la farai, ma con me nella tua vita tu puoi fare l'impossibile. Perché tutto è possibile per colui che ha me nella sua vita, perché tutto è possibile per colui che io fortifico. Il mondo ti dice dai che se li impegni ce la fai, dai che se ti impegni riuscirai a migliorare, provaci, ma Dio ti dice che Lui si compiace delle tue debolezze, perché la sua forza si rende perfetta nella tua debolezza. Questa è la pazzia del Vangelo. Quando Paolo scrive in una delle sue lettere, dice la pazzia del Vangelo, no? Il Vangelo di Cristo, che per i greci è pazzia. Perché è pazzia? Perché ogni religione, perché ogni stile di vita, perché ogni moda cerca di farti credere questo: tu ce la puoi fare, tu ce la farai. Ma Dio ti dice: se tu vuoi farcela devi avere me, perché non è per forza, non è per potenza, ma è per lo Spirito mio. E io non lo so quale sia questa sera il tuo progetto, non so quale sia il piano che hai in mente per la tua vita, non so se vuoi comprare una casa, non so se vuoi avere successo in qualcosa, qualunque sia il piano, il progetto per la tua vita. Quello che Dio ti dice questa sera è: metti questo progetto nelle mie mani, perché tu da solo non ce la farai. Ma con me nella tua vita tutto ti è possibile. Tutto ti è possibile. Forse per tanti questa cosa sembrerà pazzia, ma non per Dio. Perché quando noi ci sottomettiamo a Lui, allora Lui compie la promessa nella nostra vita. Allora Lui fa grandi cose nella nostra vita. La prima cosa che noi possiamo fare per dichiarare a Dio la nostra sottomissione è quella di pregare, perché quando noi preghiamo ci sottomettiamo a Lui, togliamo il fuoco da noi, togliamo lo zoom da noi e mettiamo lo zoom su di Lui. In Luca 9 al versetto 23 Gesù insegna come deve essere, come deve fare un vero discepolo, e dice così: se uno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ma la prima cosa, se uno vuole venire dietro a me, se uno vuole essere mio discepolo, rinneghi se stesso, ovvero togli il fuoco da te, togli lo zoom da te e mettilo su Gesù. Allora in questo modo, se tu ti sottometti a Lui, tu potrai fare grandi cose e vedere grandi cose nella tua vita.
Il secondo modo che noi possiamo fare per dichiarare a Dio che noi siamo sottomessi a Lui, lo troviamo proprio all'inizio di quella preghiera di cui abbiamo appena parlato, che si trova in Matteo 6, che è la preghiera del Padre nostro. E proprio all'inizio Gesù dice così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Sia santificato il tuo nome. Il modo in cui noi possiamo dichiarare la nostra sottomissione è l'adorazione. Se noi adoriamo Dio, stiamo dicendo: tu sei più grande, noi siamo sottomessi a te. Ma in che modo adorare Dio? La Bibbia ci dice di adorare Dio in spirito e verità, giusto? Ma se ho risposto da solo, non so voi cosa avete risposto, io ho fatto giusto, in spirito e verità. Ma il modo più pratico con il quale noi possiamo adorare Dio per dichiarare la nostra sottomissione a Lui, lo vediamo proprio in questo versetto, ovvero Dio sia santificato il tuo nome. Che cosa vuol dire Dio sia santificato il tuo nome? Cioè, tu Sonia, tu Melia, tu Luciana, tu Almir, tu Sandro, tu puoi rendere il nome di Dio più santo di quanto già non lo è. Tu puoi rendere il nome di Dio più santo di quanto già non è il nome di Dio santo, o meno santo. No, noi non possiamo rendere il nome di Dio più o meno santo di quanto già lo sia. Dio è infinitamente santo. Dio è santo, 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 3 volte santo, come cantano quegli angeli nel libro di Isaia. Quindi che cosa significa sia santificato il tuo nome? Noi possiamo reinterpretare questa frase più o meno così: Padre nostro che sei nei cieli, dammi la capacità affinché tutto ciò che io faccio oggi in questa mia giornata riveli quanto tu sei santo. Qui non si tratta di fare il nome di Dio più santo o meno santo, si tratta di rivelare al mondo quanto il nome di Dio è santo. Padre, fai in modo che tutto ciò che io faccio oggi riveli quanto tu sei santo. Questa è l'adorazione che Dio vuole, che noi riveliamo al mondo la sua santità. E come possiamo fare per rivelare al mondo la sua santità? Noi dobbiamo agire. Quando Gesù prega nella sua preghiera sacerdotale in Giovanni 17, dice così: Padre, io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai mandato a fare. Padre, io ti ho glorificato avendo compiuto l'opera che tu mi hai mandato a fare, ovvero Padre, io ti ho adorato facendo l'opera. Padre, io ti ho adorato agendo. L'adorazione che Dio vuole da noi è quella in spirito e verità, ma più precisamente è quella che noi facciamo agendo. Dio vuole un'adorazione di figli che agiscono. Dio vuole un'adorazione di figli che fanno l'opera, che fanno le sue opere. La sottomissione viene dall'adorazione, ma un'adorazione fatta di azioni. E come devono essere queste azioni affinché abbiano veramente successo? Cosa deve esserci alla base di queste azioni? Deve esserci posizionamento. Affinché le azioni che noi facciamo abbiano successo nell'adorazione a Dio, deve esserci posizionamento. Che posizionamento? L'abbiamo letto nel primo versetto del testo che abbiamo letto. Dio chiama Abramo e Abramo risponde: eccomi. Eccomi. Eccomi è la risposta dei più grandi uomini di Dio che noi troviamo sulla Bibbia. Abramo risponde eccomi a Dio, Giacobbe risponde eccomi a Dio, Isacco risponde eccomi, Giuseppe risponde eccomi, nel Nuovo Testamento altri rispondono eccomi. Tutti i grandi uomini di Dio rispondono eccomi, ma l'eccomi più famoso è probabilmente quello del profeta Samuele. Forse alcuni di voi si ricordano la storia della chiamata, della vocazione di Samuele. Samuele era ancora giovane, era nel tempio insieme al sacerdote Eli e stavano dormendo perché era già tardi, quando a un certo punto Dio chiama Samuele e dice: Samuele, Samuele. Samuele si sveglia
e pensa che è il sacerdote che lo sta chiamando e va da lui e dice eccomi, e il sacerdote si sveglia e dice ma cosa c'è, io non ti ho chiamato, stavo dormendo. E questo succede 2 o 3 volte, Dio chiama Samuele, 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 e Samuele eccomi, e pensa che è il sacerdote, invece no, non è lui. Alla fine il sacerdote capisce che è Dio che sta chiamando Samuele e dice la prossima volta che Dio ti chiamerà rispondi così, di eccomi, il tuo servo ti sta ascoltando. Allora quando ancora una volta Dio chiama Samuele nella notte, dice Samuele, Samuele, ecco che Samuele si sveglia e dice eccomi, parla, il tuo servo ti ascolta. Eccomi è il posizionamento giusto che noi dobbiamo avere per fare vedere, per dichiarare a Dio che noi siamo sottomessi a Lui. E solitamente questo passo della Bibbia di Samuele è usato affinché si possa spiegare, si possa capire in che modo Dio ci parla, in che modo ascoltare la voce di Dio, in che modo ascoltare la chiamata di Dio nella nostra vita. Ma quello che voglio dirti questa sera non è in che modo ascoltare la chiamata di Dio nella tua vita. Non mi interessa dirti questo, anche perché se vuoi sapere una novità, Dio ti ha già chiamato. In Matteo capitolo 28, quando dice andate per il mondo, predicate il Vangelo, lì Dio ti aveva già chiamato. In Giovanni 17, quando ha detto siate uni in Cristo, lì Dio ti aveva già chiamato. Ti ha chiamato attraverso la vita di Paolo, quando alla fine della lettera a Timoteo, nell'ultima lettera a Timoteo, appena prima di morire, Paolo scrive così: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho preservato la fede. Lì Dio ti aveva già chiamato per vivere questo nella tua vita. Dio ti ha già chiamato e non voglio spiegarti in che modo ascoltare la voce di Dio. Quello che piuttosto questa sera ci interessa è capire in che modo rispondere a questa chiamata di Dio. E il modo giusto, il posizionamento giusto da avere per rispondere a questa chiamata di Dio è dire: eccomi, sono qua, sono pronto, manda me, come disse Isaia, fai di me ciò che vuoi. Eccomi, il tuo servo ti ascolta. Il tuo servo ti ascolta. Vuoi avere un buon posizionamento per rispondere alla chiamata di Dio? Di così: eccomi, il tuo servo ti ascolta. Che è brutto essere chiamati di servi, no? Però quello che dobbiamo capire è che non è Dio che è sottomesso a noi, siamo noi che siamo sottomessi a Dio. Non è Dio che è sottomesso a noi, siamo noi che siamo sottomessi a Dio. E tante volte noi non riusciamo a vivere questo nella nostra vita, che sembra una cosa strana, no? Cioè tutti sanno che è Dio che è più forte e più grande di noi, giusto? Tutti sanno che non siamo noi che stiamo sottomettendo Dio, è impossibile sottomettere Dio, no? Eppure tante volte noi viviamo sottomettendo Dio nella nostra vita. Noi siamo capaci, non si sa con che potere sovraumano, di chiudere Dio all'interno di una scatola e tirarlo fuori nel momento in cui ci serve quel Yahweh Yireh, quel Dio che provvede, di cui abbiamo parlato prima. Perché Dio ha fatto una guarigione miracolosa nella nostra vita, allora ci ricordiamo di questo dopo anni che non parliamo con Lui, non lo cerchiamo e diciamo: Dio, fallo ancora, Dio fai questo, Dio fai questo, Dio fai questo. E Dio lo fa perché Dio è un Padre pieno di amore, pieno di misericordia, ma noi sottomettiamo Dio nella nostra vita. È incredibile, eppure non deve essere così. È Dio che dovrebbe sottomettere noi e non noi che dovremmo sottomettere Dio. E Dio mi ha ricordato attraverso questa parola che cos'è o qual è la differenza tra stupidità, scusatemi la parola, stoltezza si può dire forse, ma stupidità è più chiaro, e fede. E per non offendere nessuno voglio fare un esempio che riguarda me, perché qualche tempo fa è successo che io stavo male, mi era andata via la voce, avevo febbre, avevo mal di gola, avevo un po' di tutto. E che cosa ho fatto? Il giorno prima del sabato, del culto, ho chiamato una persona per venire a predicare al culto. Non una persona della chiesa, una persona al di fuori della chiesa, che venisse a predicare, perché io non stavo bene
ero anche incerto se andare o meno al culto. È successo che però quel sabato alle 18, cioè 2 ore prima del culto, io ero a casa, pantaloncini corti, ciabatte, tranquillo, con i bambini. Già la mia preoccupazione era pensare a cosa fare da mangiare per cena e dopo guardare la live del culto. Sapevo già che non sarei venuto perché non stavo bene, ma mancavano 2 ore all'inizio del culto e la persona mi chiama e mi dice: guarda, io non sto bene e non riesco a venire al culto. 2 ore prima del culto, e io non me la sentivo 2 ore prima del culto di andare a chiamare una persona della chiesa per predicare 2 ore dopo nel culto del sabato. Allora quello che ho fatto è stato preparare in super velocità una parola, vestire i bambini, fare la doccia, correre in chiesa. Siamo arrivati qua alle 8 puntuali e avevo preparato una parola, ma non avevo nulla di pronto prima. Ero sicuro che salendo qua sopra sarebbe stato un disastro, in più non avevo neanche la voce, quindi, perché appunto stavo male. E quando sono salito sul pulpito, Dio mi ha concesso grazia, la parola è stata una benedizione, spero per la Chiesa, per me lo è stata, e è andato tutto bene, veramente per la gloria di Dio, è stata una grandissima serata. E questo mi ha dato una grande gioia e forse anche una grande fede, tant'è che è successo successivamente che ancora io non stavo bene. E mancavano un paio di giorni al giorno del culto e io non mi sentivo bene, avevo la febbre, avevo la tosse, eccetera eccetera, e quello che io potevo fare era semplicemente fare come l'altra volta, chiamare una persona che venisse a predicare sabato sera perché non stavo bene. Eppure quello che io ho fatto, ho detto: ma no, dai, Dio provvederà come l'altra volta, no? Io salirò qua con una parola mezza preparata, con la testa che mi scoppia, Dio mi farà passare i malori come l'altra volta, perché quella volta mi aveva fatto passare mal di gola, tutta la predica era andata bene, dopo mi era tornato, ma durante la predica no, questo è ancora più miracoloso. E invece quando sono salito sul pulpito il mal di testa era alle stelle e la predica è stato un vero disastro. Io solitamente riguardo le mie prediche su Facebook nei giorni successivi, ci sono 4-5 prediche che io considero inguardabili, che addirittura mi sono vergognato di riguardare, non ho mai riguardato. Quella di quel culto è una di queste, non ho mai più riguardato quella predica. Quel giorno Dio mi ha spiegato cos'è la differenza tra stupidità o stoltezza e fede. Ovvero, io ho fede quando ho fatto tutto ciò che era in mio potere di fare, e dopo aver fatto tutto ciò che io potevo fare con le mie forze, davo il resto del compito a Dio, che poteva fare l'impossibile che io non potevo fare. Ora invece la stupidità è quando tu sai che qualcosa andrà male e puoi fare qualcosa per rimediare a questo, eppure non lo fai e ti affidi a Dio. Quello è sottomettere Dio nella tua vita. Questo è sottomettere Dio nella tua vita. Questa cosa mi ha fatto capire 2 cose. 1, io devo sempre fare tutto ciò che è mio potere di fare, e se è per Dio devo farlo al 200%. 2, io non comando Dio. Io non comando Dio. Io non posso dare ordini a Dio. Io non posso dire: Dio fai questo, Dio fai quello. Io posso solo fare ciò che è il mio potere, e se Dio mi dà grazia comparirà questo Yahweh Yireh che sistemerà la situazione. Questo è quello che noi possiamo fare, ma non comportiamoci con stupidità, con stoltezza e mettiamo Dio in una scatola. Quando Giuseppe era in prigione, venne chiamato dal faraone per andare a parlare con lui. Giuseppe, prima di andare dal faraone, sapete cosa fece? Si fece la barba. È vero, Giordano, confermi? Giuseppe si fece la barba prima di andare dal faraone. Non è una cosa strana, no, perché quella era la sua occasione per uscire di prigione. Finalmente, dopo anni di prigione, era la sua occasione, e lui non ha detto: vabbè, io vado là e lascio che Dio provveda. No, lui ha detto: io faccio tutto ciò che è in mio potere per uscire da questa prigione, e poi Dio farà l'impossibile che io non posso fare.
io andrò su, mi faccio la barba, mi metto il bagno schiuma, mi metto il deodorante, mi metto il vestito bello, vado dal faraone e lì, quando ho fatto tutto ciò che è in mio potere di fare, allora Dio mi darà la rivelazione che mi farà uscire di prigione. Ma finché io non ho fatto tutto ciò che è in mio potere di fare, io non posso chiamare Yahweh il Re e pensare che Lui provvederà nella mia vita. C'è un ultimo punto, lo dirò molto velocemente, che già è tardi, attraverso il quale noi possiamo dichiarare a Dio la nostra sottomissione a Lui. Se volete seguire, voglio leggere in Efesini al capitolo 5. Fabio, si può mettere qua. Qui praticamente Paolo sta scrivendo agli Efesini di come deve rivestirsi l'uomo nuovo in Cristo, di come deve essere l'uomo nuovo in Cristo. Leggerò alcuni versetti all'inizio e poi leggerò più avanti dal 15. Dice così: siate dunque imitatori di Dio come figli suoi diletti, camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Ma come si addice ai santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia sia neppure nominata fra voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazia, perché voi sapete molto bene che nessun fornicatore o impuro o avaro ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Ok, qui Paolo sta dicendo come deve comportarsi l'uomo nuovo. Al versetto 15 comincia dicendo così: guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi, riscattando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, ma state pieni dello Spirito, parlandovi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, rendendo di continuo grazie di ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottoponendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Rileggiamo questo tutti insieme: 1, 2, 3. Sottoponendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Qua Paolo, scrivendo agli Efesini, o meglio lo Spirito Santo ispira Paolo a scrivere agli Efesini: sottoponetevi o sottomettetevi gli uni agli altri. Vuoi dichiarare a Dio che tu ti sottometti a Lui? Sottomettetevi gli uni agli altri. Qua tante volte la Bibbia dice di sottomettersi alle autorità, ma non è questo il caso. Qua Dio non sta dicendo sottomettetevi alle autorità, qua sta parlando dei rapporti tra fratelli, dei rapporti tra cristiani. Infatti dice parlandovi con cantici, salmeggiando, eccetera eccetera. Qua Dio sta parlando di rapporti tra cristiani e quindi dice sottoponetevi gli uni agli altri tra di voi. Ovvero Dio sta dicendo così: Fabiano, sottomettiti a Fabio. Fabio, sottomettiti a Sandro. Sandro, sottomettiti a Aline. Aline, sottomettiti a Letizia. Strano, no? Aline, sottomettiti a Letizia. Questo è quello che Paolo ci sta dicendo. È qualcosa di un po' insensato, o no? No, perché Paolo non sta dicendo Aline sottomettiti a Letizia, non sta dicendo Fabio sottomettiti a Sandro, Fabiano sottomettiti a Fabio. Qui Paolo sta dicendo Aline sottomettiti al Cristo che vive in Letizia. Sta dicendo Sandro sottomettiti al Cristo che vive in Fabio. Fabiano sottomettiti al Cristo che vive in Fabio. In noi c'è uno spirito che è lo spirito di Dio, che è Cristo che sta vivendo dentro ognuno di noi. E Dio dice sottomettetevi gli uni agli altri perché dentro di voi io sto abitando. Io sto abitando. Voglio chiederti di alzarti in piedi, già è tardi, chiamo il gruppo di lode.
vediamo di dare una conclusione a quello che Dio vuole parlarci questa sera. Amen. Abbiamo ascoltato una parola in cui Dio ci ha detto sottomettiti, in cui Dio ti ha detto sottomettiti a me. E non è strano che Dio ci chieda di sottometterci a Lui, quando Lui stesso si è fatto carne, è venuto sulla terra per liberarci. Dio si è fatto carne e è venuto sulla terra per liberare ognuno di noi. E non è strano che Dio stesso ci dica sottomettiti. Cioè mi hai appena liberato e mi dici sottomettiti. In Galati capitolo 5 versetto 1 c'è scritto: Cristo ci ha liberati per essere liberi, non per essere sottomessi. Anzi dice: guardate adesso di non farvi sottomettere di nuovo, no? Di non cadere di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Cristo ci ha liberati per essere liberi. Allora quello che noi dobbiamo capire è che cosa vuol dire veramente essere liberi. Che cosa vuol dire veramente essere liberi? Essere liberi vuol dire avere la possibilità di scegliere. In Esodo al capitolo 21 Dio ha dato un comandamento a Mosè riguardo agli schiavi, la legge sugli schiavi, e questo comandamento dice così: tu puoi avere uno schiavo per 7 anni, alla fine di questi 7 anni lo schiavo dovrà essere libero. Solo che alla fine di questi 7 anni, se lo schiavo ama il suo padrone, se il servo ama il suo padrone, il servo potrà chiedere al padrone di restare suo servo per sempre. Alla fine di questi 7 anni il servo ha la libertà di decidere: vai per la tua strada o continua a servire il tuo padrone per amore. Quello che Dio vuole da noi è che noi sì ci sottomettiamo alla sua volontà, ma non che ci sottomettiamo per forza, non che ci sottomettiamo per tradizione, non che ci sottomettiamo perché i nostri genitori lo hanno fatto, non che ci sottomettiamo perché le circostanze della vita ce lo impongono. Dio vuole che noi ci sottomettiamo a Lui per amore a Lui, perché siamo dei servi che si trovano così bene con il proprio padrone che vogliono passare tutta la vita con Lui, perché siamo dei figli che si sentono amati dal loro padre. E io voglio in questo momento fare una preghiera senza che veniate qua davanti, per chiunque di voi che sta sentendo che ha un po' di difficoltà ad avere questa sottomissione a Dio, ed è una cosa normale. Essere soltanto la parola sottomesso è qualcosa che tutti quanti noi vorremmo allontanare da noi, ma quello che Dio ci chiede è: sottomettiti a me per amore, perché se tu ti sottometti a me io posso farti vedere cose grandi ed immaginabili che tu non ti immagineresti mai, che tu non conosci e che tu senza di me non conoscerai. Se tu ti sottometti per amore a Lui, Dio farà grandi cose nella tua vita. Sii sottomesso a Dio come un servo che ama il suo padrone, come un figlio che ama il suo padre. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti ringraziamo Padre per la parola che tu ci hai dato questa sera. Io ti chiedo, Signore, che questa parola possa mettere, Signore, radici dentro ognuno di noi. Io ti chiedo, Signore, che questa parola possa veramente avere un effetto di rinnovo nella nostra vita, Padre, anche se questa parola, essere sottomessi, Signore, è qualcosa che per la nostra indole umana noi vorremmo respingere. Io ti chiedo, Signore, che questa possa diventare parte della nostra coscienza, che noi sappiamo, Signore, che noi prendiamo conoscenza, che noi assorbiamo questa parola, che noi senza di te non saremo nulla, che nulla noi potremo fare senza di te, perché non è per forza né per potenza, ma per lo Spirito tuo. Perché sappiamo, Signore, che con te alla nostra destra 1000 cadranno ai nostri fianchi, ma noi non cadremo, Signore,
perché sappiamo, Signore, che tu ci proteggi, perché ci ami, perché noi siamo tuoi figli, Signore. E per questo io ti chiedo, metti in noi questo spirito nuovo, che è uno spirito di sottomissione, uno spirito che farebbe tutto per te, sapendo che tu hai solo il meglio per noi. Padre, che ognuno di noi possa aver preso questa parola come sua, non come la parola del suo compagno di banco, non come la parola che è giusta per quella persona che è a casa, ma che è giusta per lui, affinché il suo cuore possa essere trasformato, la sua mente rinnovata, e tu possa compiere una grande opera dentro di noi, nel nome di Gesù. Amen. Vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono tuo, vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono fuoco dei tuoi occhi, mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. Vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono tuo, vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono tu, fuoco dei tuoi occhi, mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. Fuoco dei tuoi occhi, mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri Io ho ancora fame, c'è ancora della lega, vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della lega, vieni a bruciare, vieni a bruciare.
applauso al Signore. Grande, 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 grande il nostro Dio. Alleluia. Sono già passate le 10, non vogliamo attardarci di più. Voglio invitare tutte le persone che hanno compiuto gli anni l'ultima settimana qua. Prego, prego Renata. C'è qualcun altro? Sicuramente. Sonia, Tainara che non c'è. Prego, 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 Alberto. Su, 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 su. Prego, prego, su, su. Prossima settimana, vieni sabato prossimo, così ti facciamo ogni settimana la sua. Sì, sì, vieni sabato prossimo che Ivan ti porta. Amen. Facciamo una preghiera per loro per benedire. Ah, eccola qua. Facciamo una preghiera per benedire l'anno loro che è appena cominciato. Quanti anni? 21. Wow. Amen. Alziamo le nostre mani verso di loro, tu che credi che nelle tue mani c'è potere per benedire, e anche tu che non credi, alza le tue mani verso di loro affinché Dio possa usarsi di te, dello Spirito che vive in te per benedire la loro vita. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento vogliamo mettere davanti a te, Signore, la vita di questi tuoi figli, di Renata, di Sonia, Alberto, Sofia e di Fabiano e Giosiani che compiono un anniversario di matrimonio. Io ti chiedo, Signore, che tu possa continuare essendo il padrone delle loro vite, continuando a condurli, Signore, nei tuoi cammini, Signore, nelle tue vie, ma ti chiedo anche di riempire questo loro anno di gioia, di allegria, di soddisfazioni e realizzazioni, e che la tua presenza mai venga a mancare nei loro giorni. Nel nome di Gesù benedici ognuno di loro e il nuovo anno che hanno cominciato. Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a voi, tanti auguri a te. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Amen. Fate così con le vostre mani per finire questo culto. Che Dio possa benedire la tua settimana, che Dio possa benedire grandemente la tua famiglia, riccamente la tua casa, che veramente le sue migliori benedizioni possano essere sopra di te, come abbiamo cantato e lodato prima, che il cielo si possa aprire sulla tua vita e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e insieme come uno in Cristo possiamo dire Amen. Strogonofi.